È venerdì 28 febbraio, buongiorno Sicilia, da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. Cominciamo come sempre con la cronaca, andiamo subito in provincia di Trapani, a Marsala, dove è stato fermato un uomo con l'accusa di aver accoltellato due cugini della ex, da questo uomo è andata a trovare, dove era andata a trovare per l'appunto la donna dopo una accesa lite. Ma sentiamo i particolari. Duplice tentato omicidio mercoledì sera a Marsala. Un uomo sottoposto a divieto di avvicinamento nei confronti dell'ex compagna ha accoltellato due cugini della donna dopo un acceso litigio avvenuto in via Fortuna. L'aggressore, dopo essersi dato alla fuga, è stato fermato dalla polizia. Tutto inizia a novembre scorso, quando la donna aveva denunciato l'uomo per ripetuti episodi di violenza. Dopo la denuncia, la vittima era stata collocata in una struttura protetta, da dove però aveva scelto di allontanarsi, chiedendo proprio all'ex di andarla a prendere. La donna però nelle settimane successive subisce altre aggressioni che la portano a sporgere una nuova denuncia, e così l'uomo viene sottoposto al divieto di avvicinamento e all'applicazione del braccialetto elettronico. Nonostante le misure restrittive a cui era sottoposto, l'uomo si era nuovamente riavvicinato alla vittima, ma mercoledì sera è arrivata l'ennesima lite tra i due, poi degenerata. La donna, impaurita, ha cercato rifugio presso l'abitazione dei suoi cugini, ma l'ex compagno l'ha raggiunta, dando il via ad una violenta discussione. Quando i due parenti della donna sono intervenuti per difenderla, l'aggressore ha estratto un coltello e ha colpito entrambi. I due feriti sono stati trasportati in ospedale a Marsala. Uno dei due fratelli, raggiunto al torace e all'addome, è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza. L'episodio riaccende riflettori sulla violenza di genere e sulle difficoltà nel far rispettare le misure restrittive nei confronti di soggetti già denunciati per atti persecutori e maltrattamenti. Ancora cronaca, oltre 100 perquisizioni, 34 arresti eseguiti in 56 città. Questo è il bilancio di un'operazione nazionale contro lo sfruttamento sessuale di minori online, che è stata condotta, vediamo anche le immagini, dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Procura di Catania. Secondo la Polizia Postale, che ha impegnato 500 operatori, si tratta di una delle più vaste azioni compiute ad oggi in Italia. E sempre in tema di pedofilia, sono numeri preoccupanti quelli che emergono dal report presentato nella giornata di ieri da Meter. La fascia di età più abusata è tra gli 8 e i 12 anni, ma tra le vittime ci sono anche dei neonati. Adesso preoccupa anche l'intelligenza artificiale. È la fascia che va dagli 8 ai 12 anni, quella che fa più gola ai pedofili. Il dato emerge dall'ultimo report di Meter, ma non vengono risparmiati nemmeno i neonati, abusati anche subito dopo la nascita. Lei diceva che c'era un neonato addirittura col cordone ombelicale ancora attaccato. Sì, ma non solo, era in un fasciatoio, si vede, di una sala operatoria, di una sala dove la mamma sicuramente avrà partorito. Oltre 2 milioni i video segnalati, il 220% in più rispetto al 2023. America ed Europa sono i continenti dove il materiale pedopornografico viaggia con più facilità. E poi c'è Signal, l'app preferita dai pedofili. Perché garantisce attraverso la crittografia l'anonimicità assoluta, cioè dire la privacy assoluta. Ad abusare dei minori però spesso sono anche le madri. È il fenomeno del pedomama che continua ad avanzare e preoccupare, ma fa paura anche l'intelligenza artificiale. Dato che può utilizzare delle immagini già di bambini abusati, video o foto, e realizzare ulteriore amplificazione invasiva. Meter e Polizia Postale viaggiano a braccetto, una stretta collaborazione che ha un obiettivo: fare luce sull'oscuro della rete per ostacolare la pedopornografia. Purtroppo le legislazioni nel mondo non sono uniformi, ci sono molti paesi che lasciano delle maglie larghe in questo senso. E allora andiamo subito ai quotidiani con i numeri, i dati che arrivano da questo report, che sono davvero impressionanti e sconcertanti.
È uno dei crimini sicuramente più abominevoli, diciamo. Allora andiamo a vedere la Gazzetta del Sud, pedopornografia, brutalità appunto senza limiti. Il rapporto dell'associazione Meter, guidata da Don Fortunato di Noto: gli orchi usano la tecnologia più avanzata per occultare gli orrori. Come abbiamo visto nel servizio, si avvalgono di app criptate, per esempio, che sono diventate lo strumento per eccellenza appunto dei pedofili. Una di queste appunto Signal, che con la crittografia garantisce sicurezza. Nel 2024 sono stati individuati 336 gruppi. Nel report è stato segnalato un aumento allarmante appunto del fenomeno pedomamma, che identifica l'abuso sessuale perpetrato da donne nei confronti dei propri figli. E poi appunto c'è un aumento di neonati tra le vittime, proprio che dimostra che la pedocriminalità sta raggiungendo livelli di brutalità inimmaginabili. Queste sono state le parole appunto di Don Fortunato di Noto. Ci sono anche le parole in questo articolo della ministra Roccella, la ministra della famiglia: un fenomeno in crescita al quale è necessario opporre l'impegno di tutti. Grazie Emanuela. Adesso torniamo invece all'operazione, all'inchiesta Mercurio, perché nelle carte spunta ci sarebbe il nome di un altro deputato che al momento però non è indagato. Ricordiamo che nell'operazione di qualche giorno fa sono state arrestate 19 persone, tra queste anche Giuseppe Castiglione. Vediamo il servizio. Da dipendente di Sostare, la società catanese che gestiva le strisce blu, poi confluita in AMTS, quella di trasporto pubblico, a emissario dei boss nel mondo della politica. E Domenico Colombo, il personaggio chiave dell'inchiesta Mercurio nella parte che riguarda il deputato regionale autonomista Giuseppe Castiglione. È lui l'anello di collegamento che Castiglione ammette di conoscere quello che i magistrati non credono e che il deputato non fosse a conoscenza dei rapporti di Colombo con le cosche. Si gioca tutta qui la partita e il discrimine è capire se il deputato sapesse con chi aveva a che fare oppure no. E secondo gli inquirenti le intercettazioni ricostruiscono un quadro che lascia pensare che lo sapesse bene. Ma l'inchiesta Mercurio non si ferma a Castiglione. Un altro deputato regionale potrebbe essere presto coinvolto nell'indagine sui rapporti fra mafia e politica, e si tratterebbe di un uomo del PD. Un ex segretario provinciale proprio del PD, secondo gli inquirenti, avrebbe incontrato il capomafia Mendolia, e con lui c'era il sindaco di Ramacca, Nunzio Vitale, e un deputato regionale Dem. Il sindaco Vitale è uno dei 4 politici arrestati nell'operazione Mercurio, ma gli inquirenti non sono ancora riusciti a risalire al deputato PD che era presente a quell'incontro. Un uomo che siede fra gli scranni di Sala d'Ercole e al quale la DDA di Catania dà la caccia, se non altro per capire quanto fosse coinvolto e quanto a conoscenza del ruolo della persona che incontrava fosse. Intanto continuano gli interrogatori di garanzia degli arrestati. Il GIP dovrà concluderli entro domani per legge, e proprio domani dagli interrogatori potrebbero uscire ulteriori dettagli per il prosieguo dell'inchiesta. Almeno così sperano dalla DDA. Allora, un'inchiesta che va avanti, che ogni giorno riserva qualche novità. E c'è caccia appunto a questo deputato Dem, del quale ancora non si conosce il nome. Allora andiamo a vedere la Sicilia di oggi. A pagina 8 spunta l'incontro politico riservato e il portavoce del clan cita Villari, Angelo Villari a Ramacca, l'ex segretario del PD presente agli eventi pubblici, ma non conosco questa gente. L'accettazione del patto politico mafioso per le comunali di Ramacca si sarebbe concretizzata durante un incontro all'API tra Salvatore Mendolia, finito lunedì in manette nella Blitz appunto Mercurio, il sindaco sospeso Nunzio Vitale e Angelo Villari, allora segretario del PD, e poi un deputato Dem che appunto è rimasto ancora senza nome e cognome. E poi invece andiamo a Mister Bianco, dove ricordiamo un consigliere è finito in manette. Stiamo parlando di Marchese, Matteo Marchese. C'è la surroga, ma il consigliere in pectore, che sarebbe Filippo Lombardo, quindi colui che dovrebbe subentrare, non si è presentato in consiglio comunale convocato ieri in seduta straordinaria proprio per la necessità di ristabilire il plenum dei 22 consiglieri. Lombardo era stato eletto con 123 preferenze alle amministrative del 2022 ed è il primo dei non eletti nella lista appunto Sicilia Futura
Futura di cui faceva parte Matteo Marchese, finito in questa inchiesta. Quindi leggiamo le parole di Lombardo che dice: troppo poco preavviso, non so se accetto. E ancora il sindaco Marco Corsaro: vicenda che non ci rispecchia, legata a un passato fallimentare che non tornerà. Queste sono state le parole del comune, che si costituirà parte civile appunto in questa sgradevole vicenda. Adesso parliamo di sanità. Finisce sui tavoli del Ministero, della Regione, il caso di una paziente oncologica di Mazara del Vallo che ha presentato una denuncia anche alla Procura di Marsala, nella quale afferma di avere atteso 8 mesi per avere l'esito di un esame istologico. Cancro in metastasi per il ritardo del referto istologico. Il caso riguarda l'ASP di Trapani. Una malata di tumore, Maria Cristina Gallo, 56 anni, insegnante di Mazara, ha denunciato un'attesa di 8 mesi per l'esito di un esame e il conseguente peggioramento della prognosi. Oramai il male è stato compiuto. La mia battaglia non è né rancore né rabbia, ma è solo per cambiare le cose affinché si possa garantire un'ottima sanità in futuro per i nostri figli, racconta Maria Cristina, che è alla sua 15ª seduta di chemioterapia presso l'Istituto Nazionale Tumori di Milano. Si sta curando da quando ha avuto l'esame istologico per un raro tumore al 4º stadio. La sua vicenda è iniziata a dicembre 2023 dopo un intervento per un fibroma all'utero. Un campione viene inviato per l'esame istologico. Nonostante l'urgenza dall'ospedale di Mazara, le viene ripetuto più volte di aspettare. Il 12 agosto 2024 arriva il referto, ma ha già una metastasi diffusa allo stomaco. Il caso è finito al centro di una interrogazione parlamentare. La signora ha presentato una denuncia alla Procura della Repubblica di Marsala. Il Ministero della Salute ha scritto all'ASP di Trapani per avere chiarimenti sui tempi di lavorazione dei campioni istologici. Entro il 31 marzo c'è l'impegno di chiudere tutti i referti istologici relativi al 2024 e refertare tutti i campioni pervenuti dai presidi ospedalieri entro gennaio 2025. La risposta del manager Ferdinando Croce: la mia battaglia è duplice, per la mia salute, per tanti altri che aspettano i risultati da mesi, dice invece la paziente. Anche questo è un caso che fa discutere. Ci sono tanti problemi che riguardano la sanità siciliana. Sì, un altro caso che, come dire, accende i riflettori in negativo sulla sanità regionale. Andiamo a vedere su Repubblica Palermo a pagina 3, attesa infinita dei referti, a Trapani il calvario dei malati appunto di tumore dopo questo caso che è finito al centro della bufera appunto della signora Maria Cristina Gallo, che ha atteso 8 mesi per questo referto e poi ha scoperto di avere un tumore al 4º stadio già con metastasi. E vediamo qui in questa foto il direttore generale dell'ASP che è finita al centro di questa vicenda, Ferdinando Croce. Pochi medici per gli esami istologici e i pazienti devono aspettare così mesi. Il manager dell'ASP ora annuncia un'indagine interna. Lo scandalo intanto è finito al centro di 2 interrogazioni parlamentari che sono state presentate dal vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, ma anche dal capogruppo di Italia Viva a Montecitorio Davide Faraone, che dice: questo è uno scandalo che dimostra in modo plastico quali effetti comporti nella vita delle persone il malfunzionamento della sanità. Di sanità oggi ne parleremo tanto, anche perché l'apertura appunto di Repubblica Palermo, ma non solo, se ne parla anche per quanto riguarda le altre regioni, poi vedremo nella rassegna stampa nazionale. Bene, adesso invece torniamo a occuparci del Baesian. Dal 20 aprile ci sarà lo start alle operazioni di recupero del veliero che ha affondato lo scorso 19 agosto nelle acque antistanti, Palermo. La Procura ieri ha consegnato, ieri c'è stata, la consegna di una medaglia ai vigili del fuoco che sono stati impegnati per l'appunto in queste operazioni. L'operazione di recupero del veliero Bayesian, affondato la notte del 19 agosto scorso, è ormai alle porte. Dal 20 aprile al 10 maggio si svolgeranno le operazioni, il cui piano sta per essere approvato dalla Capitaneria di Porto con la Procura di Termini Imerese. A Palermo, nel giorno in cui il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco compie 86 anni, si è ricordato il grande lavoro del Comando Provinciale di Palermo nell'intervento compiuto dopo l'affondamento del veliero, con la consegna di una medaglia e un diploma di benemerenza. Il Bayesian sarà recuperato
portato senza l'albero da 75 metri che verrà tagliato con una sega guidata da remoto prima di portare in superficie lo scafo. L'imbarcazione recuperata verrà portata nel porto di Termini Imerese, dove proseguiranno i rilievi disposti dalla Procura per stabilire cosa abbia provocato l'affondamento dell'imbarcazione. Nel naufragio morirono 7 persone, tra i quali il proprietario magnate inglese Mike Lynch e la figlia Anna. E adesso torniamo da Emanuela per ripartire con la rassegna stampa. Sì, partiamo intanto da questa notizia, siamo sulla Gazzetta del Sud, ci sono 2 articoli, uno legato alle operazioni di recupero appunto del relitto del Basian e poi l'altra appunto che riguarda i vigili del fuoco, quindi leggiamo ecco come sarà recuperato il veliero della tragedia. Le operazioni sul Basian inizieranno il 20 di aprile, dal 20 aprile al 10 maggio ed è stata confermata appunto l'esigenza di tagliare l'albero di 75 metri, questo dopo la perizia dei tecnici, perché sarebbe troppo imprudente appunto tirare su il relitto con questo albero maestoso che poi lo aveva reso celebre. E poi diplomi con medaglia ai sub appunto dei vigili del fuoco impegnati incessantemente durante i mesi estivi, soprattutto ad agosto quando è avvenuta questa tragedia. I riconoscimenti, professionalità e spirito di sacrificio degli oltre 40 sommozzatori appunto che hanno lavorato per recuperare i corpi, purtroppo abbiamo detto 7 le vittime. Andiamo a vedere allora le prime pagine, restiamo sulla Gazzetta del Sud. Vediamo le altre notizie, intanto lo sciopero dei magistrati di ieri, ha scioperato l'80% dei magistrati, manifestazioni ieri in tutta Italia contro la riforma Nordio e la separazione delle carriere, alta adesione anche in Sicilia e in Calabria, il governo apre sul CSM. E poi a Messina, Daspo del questore per i protagonisti della rissa che era scoppiata a Piazza del Popolo. Andiamo nel taglio basso, vacanze, ponte di primavera, la Sicilia è la meta preferita dagli italiani, in vetta alla graduatoria delle regioni. Ogni tanto belle notizie, Angelo, almeno ecco, queste. non raccontiamo soltanto tragedie, ma anche belle notizie che riguardano appunto la nostra terra. Vediamo la prima pagina di Repubblica Palermo, nel taglio alto i titoli: spazzatura dell'Irfis, buco nella cassaforte della regione. L'istituto finanziario acquistò nel 2018 da una società di Avellino crediti sanitari che adesso sono spariti. Si alza il velo poi su una operazione di cartolarizzazione da 15 milioni e nel mirino c'è anche una maxi consulenza. Restiamo sulla prima pagina, vediamo appunto a proposito di sanità il caso di cui abbiamo parlato prima, cioè questi referti che arrivano dopo troppi mesi e a volte possono costare anche la vita ad un paziente, ad una persona. A Palermo furti di monopattini, società di noleggio in fuga. Un nuovo fenomeno appunto che riguarda il capoluogo siciliano. E poi per quanto riguarda il trasporto pubblico, pochi bus in circolazione, l'AMAT chiama 30 turisti. Velocemente vediamo anche le altre prime pagine, la Sicilia. Vediamo intanto, ci sono tante notizie, insomma vediamo tasse rifiutate, la finanza contesta alla Sicula Trasporti che gestisce la maxi discarica di Lentini una vecchia evasione di 100 milioni, indagati l'ex titolare e 5 imprenditori. E ancora vediamo le provinciali, tra vertici e assemblee, i primi nomi dei sindaci in campo. Vediamo anche la prima pagina del giornale di Sicilia, l'apertura, proroghe alle mance dell'ARS. Sul disegno di legge non c'è il parere favorevole del governo, l'assessore decida, la maggioranza in ballo, ci sono parecchi milioni, quindi associazioni ed enti locali non sono riusciti a spendere in tempo i contributi a pioggia voluti dai deputati per i propri bacini elettorali, accordo trasversale per concedere così altri 6 mesi. E poi a Palermo abbiamo parlato appunto in questi giorni, è andato
è partita la differenziata nel centro storico, quindi addio ai cassonetti, ma i rifiuti restano. A quanto pare i cittadini non erano tanto preparati, abbiamo anche raccontato di kit che sono stati ritirati da una famiglia su 2 nella migliore delle ipotesi, quindi difficile inizio della raccolta differenziata nel centro storico, turisti e residenti in slalom tra i cumuli di sacchetti. La RAP annuncia una pulizia straordinaria, la campagna va avanti, maggiori controlli dei vigili urbani, e qui vediamo una foto che arriva dall'albergheria, uno dei cumuli, questo di rifiuti abbandonati appunto nel centro. Andiamo a vedere le altre notizie. Anche qui troviamo la vicenda del Baesian a Porticello, quindi il Baesian da recuperare, lavori al via il 20 aprile e l'albero sarà tagliato sott'acqua, operazioni che si concluderanno in 20 giorni. E poi la troupe di Striscia la notizia che viene aggredita a Ballarò, aggressione per Forzinetti e la Petix, l'incompiuta del mercato al coperto diventato centrale di spaccio, loro si stavano occupando di questo e sono stati aggrediti. E poi a Castellammare ricatti sessuali e truffe online, ci sono 3 arrestati, coinvolto l'ex capo dei vigili, decine le vittime delle estorsioni. Grazie allora Emanuela Corsi. Adesso vedo già in collegamento la Pol Strada, siamo nella sala operativa della sezione della Pol Strada della Sicilia orientale. Buongiorno e intanto grazie per essere con noi anche in questo venerdì. Quali sono le notizie più significative di questa giornata? Buongiorno dalla Polizia Stradale, Centro Operativo Compartimentale Sicilia Orientale. Allora, abbiamo la segnalazione di un sinistro stradale nella strada statale Ragusana 514, nei pressi del chilometro 27. Siamo tra il bivio di Gran Michele e il bivio che porta all'aeroporto di Comiso di Bicchiara. Sul posto sta intervenendo il nostro personale del distaccamento di Vittoria, quindi ancora non abbiamo l'entità del sinistro. Per il resto il traffico risulta scorrevole, si segnalano solo dei rallentamenti sulla tangenziale di Catania in direzione Siracusa tra Paese Etneo e Misterbianco, così come sulla A18 di Ramazione tra San Gregorio e Catania Centro. Ricordiamo le chiusure, che permane quella dell'A19, lo svincolo di Enna in ingresso e in uscita dalla carreggiata a direzione Palermo, così come lo svincolo di Caltanissetta in ingresso solo in direzione Catania. Poi abbiamo una chiusura notturna da segnalare sulla strada statale 121 dalle 20:30 alle 6 del mattino, e chiuso il tratto in entrambi i sensi di marcia tra Misterbianco e Valcorrente. Sulla A18 Siracusa-Modica permane il divieto di circolazione nel tratto compreso tra Avola e Castibile per i mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate. Concludiamo raccomandando a tutti i conducenti, prima di mettersi in marcia, per quanto possibile, di verificare che il veicolo condotto sia munito di convenzione con il soccorso stradale, che procederà al recupero dello stesso nel caso di improvvisa avaria. Utile quindi tenere prontamente reperibile il recapito telefonico della società convenzionata. Ricordiamo inoltre che in ambito autostradale possono intervenire solo ditte autorizzate. Quindi, nell'eventualità non si fosse coperti la convenzione con soccorso stradale, lo stesso deve essere attivato tramite gli enti concessionari dell'autostrada in questione. Grazie per la vostra attenzione, buon fine settimana e buona guida a tutti. Grazie per le preziose invece informazioni che arrivano dalla vostra sala operativa che aggiornano in tempo reale quello che succede sulle strade, sulle autostrade siciliane, che sono di competenza nella circostanza del compartimento della Polizia Stradale Sicilia Orientale. Buon lavoro, ancora una volta una buona giornata alla Polizia Stradale. Adesso invece vediamo cosa succede al traffico di Catania, traffico cittadino che possiamo dire abbastanza
scorrevole sicuramente in direzione Policlinico verso Mister Bianco, per intenderci, sulla circonvallazione. Siamo al Tondo Gioieni, un po' più di confusione probabilmente in direzione Ognina. Dal Tondo Gioieni vediamo anche un'altra telecamera, che è quella in via Vincenzo Giuffrida. In questo momento le auto sono ferme ad un semaforo pedonale, però vediamo che il traffico è piuttosto sostenuto, non c'è, però non ci sono ingorghi particolari, e quindi diciamo che per il momento la situazione è abbastanza tranquilla. Ci dobbiamo fermare, la prima pausa della nostra mattinata, fra poco riprenderemo. Ci sono le notizie dall'Italia e dall'estero con Emanuela Corsi. E allora è il momento dei quotidiani, di leggere i quotidiani in edicola, quelli nazionali. Lo facciamo insieme ad Emanuela Corsi, come sempre. Sì, Angelo, allora partiamo dal Corriere della Sera. Intanto vediamo la notizia in primo piano, difesa, il piano di Meloni. L'idea di portare le spese militari al 2,5% del PIL se escono dal patto di stabilità. Zelensky oggi a Washington, quindi incontro importantissimo con Donald Trump. C'è in ballo tantissimo, soprattutto quella parte di Ucraina che ha tanti minerali preziosi. Esatto, le famose terre rare. Tra l'altro Trump, che proviene da giornate comunque intense, importanti, ha incontrato Macron, ha incontrato anche Starmer, insomma oggi è la volta del protagonista appunto di questa questione che tiene banco a livello internazionale, appunto Zelensky. Gli Stati Uniti e la NATO, cambio di postura con Mosca, vertice appunto Trump-Starmer, come vediamo. E poi Londra guiderà il gruppo di paesi che sostiene Kiev. E questa è una novità importante, perché l'Inghilterra, la Gran Bretagna, è uscita dall'Unione Europea, però diciamo come patto atlantico, come NATO, si propone come leader a questo Avrà punto. un ruolo cruciale, tra l'altro ruolo che a quanto pare voleva avere invece qualcun altro, cioè Macron. Andiamo a vedere le altre notizie. Intanto ieri dicevamo lo sciopero dei magistrati, toga e Costituzione, il governo andiamo avanti, la NM parla di adesioni all'80%. E poi come annunciavo prima si parla di sanità, perché insomma è uscita un po' questa classifica delle prestazioni sanitarie delle varie regioni. L'ira di Fontana perché la Lombardia è stata declassata, Lombardia considerata un'eccellenza appunto della sanità a livello nazionale, sanità, classifiche inaccettabili, il Ministero dice è inopportuno appunto quello che dice. E poi nel taglio centrale vediamo un giallo, per ora lo annunciamo soltanto dopo, magari approfondiremo nella seconda parte della rassegna, nella parte finale, il giallo di questo grande attore Gene Hackman, che è stato trovato morto con la moglie, 2 premi Oscar, aveva 95 anni, i corpi sono stati trovati nella villa, ma non c'è nessun trauma su questi corpi, quindi tra l'altro è stato trovato il cadavere dell'attore, della moglie e anche del cane, quindi qualcosa è accaduto in questa villa, ma pare che non ci siano state aggressioni. Andiamo a vedere il manifesto con vizio di riforma, appunto, per quanto riguarda lo sciopero di ieri, alta adesione allo sciopero dei magistrati contro la riforma Nordio, la separazione delle carriere e il sorteggio per il CSM minacciano l'autonomia. Avremo PM controllati dall'esecutivo, questa in sintesi appunto la posizione della NM. Meloni, per raffreddare lo scontro, ha poco da offrire, sorteggio sì, ma temperato. E poi nel taglio alto vediamo questa notizia perché rappresenta una svolta storica, cioè il messaggio del leader curdo Abdullah Öcalan, che si trova in carcere da 26 anni, lui leader della PKK, il partito dei lavoratori curdo, che però è sempre stato considerato un partito terroristico da Stati Uniti, da Europa e dalla Turchia. Lui ha chiesto di sciogliersi, appunto al partito di sciogliersi, deporre le armi e sciogliere il PKK, che da 40 anni appunto lotta ha ingaggiato una lotta armata.
Andiamo a vedere Libero, invece, come racconta lo sciopero di ieri. Le toghe passano agli insulti, il codice incivile. I magistrati scioperano e coprono di fango il centrodestra. Attacchi così neanche da mafia e terrorismo, eversione, fomentano l'odio, a rischio la nostra incolumità. E poi anche il giornale, ovviamente, cosa dice? Sciopero farsa delle toghe. Meloni non chiude all'ANM. E poi restiamo su questa pagina con il Papa che migliora ancora, fuori dalla fase critica, quindi una buona notizia per le condizioni di salute di Papa Francesco. Ieri ancora preghiere e lavoro per il Pontefice. La Repubblica di oggi. Ecco qui la notizia in primo piano, dazi, crollo mondiale. Intervista al commissario europeo all'economia Dombrovskis, il PIL globale può calare del 7%. I dazi partiranno dal 4 marzo per quanto riguarda Canada e Messico e poi ad aprile dovrebbero riguardare anche l'Europa. Ma ti dico di più, perché le borse incominciano ad avere qualche problema. La borsa di Shanghai ha perso l'1,98%, Shenzhen invece il 3,18%. Anche oggi. In seguito proprio ai dazi di Sì. Trump. Sono le chiusure delle borse, le prime chiusure che abbiamo delle borse asiatiche. Ecco, quindi insomma c'è un po' il mondo che è in fibrillazione per questa politica economica e commerciale. Anche Tokyo è in netto ribasso, meno 2,88%. Vedremo. Cattive notizie, diciamo. Dal punto di vista economico, certamente. Sì. E poi Trump-Summer, distanze sull'impegno delle truppe in Ucraina, appunto dopo l'incontro di ieri. Vediamo La Stampa, anche qui dazi, Trump salva Londra e isola però l'Unione Europea. Alla Casa Bianca l'incontro con Starmer, tra noi e la Gran Bretagna, pronto un grande accordo commerciale. Voglio dire, il DNA unisce sempre Stati Uniti e Gran Bretagna. Ma infatti c'è chi parla appunto di decisioni di Trump, vediamo se, ecco, lo vediamo sul giornale, l'ipotesi di dazi differenziati a seconda dei paesi dell'Unione Europea più o meno amici. Chiaramente Gran Bretagna non fa parte dell'Unione Europea, come ricordavi tu prima, però potrebbe anche chiudere un occhio, diciamo, Trump nei confronti di alcuni paesi che lui considera amici e alleati, ma anche l'Italia che gode, diciamo, di una buona considerazione e reputazione da parte del Presidente degli Stati Uniti, però è preoccupata. Infatti ci sono anche le parole del Ministro Urso che non sono rassicuranti. E poi andiamo a vedere La Stampa, perché oggi in Consiglio dei Ministri dovrebbe essere varato il famoso decreto bollette, aiuti per 3 mesi, ci saranno 200 euro in più a famiglia, il tetto di reddito per accedere ai bonus innalzato a 25.000 euro. Metà dei fondi sarà destinato poi alle imprese. Ancora andiamo a vedere se abbiamo ancora qualche minuto. Angelo, dimmi tu. Sì, qualche prima pagina ancora. Ok, vediamo il resto del Carlino. Andiamo a vedere qualche notizia di cronaca. Ecco, nel taglio basso è ripartito il processo in appello del caso di Saman. Saman è la 18enne che è stata uccisa dalla famiglia, quindi omicidio di Saman, processo bis. In aula la madre tra silenzi e occhi bassi. Ricordiamo, la ragazza è stata uccisa dalla famiglia perché non accettava di sposare lo zio, secondo quelle che sono appunto le tradizioni della sua religione, però lei voleva vivere all'occidentale, aveva un fidanzatino col quale voleva andare a convivere. Grazie Emanuela, ci fermiamo qui con i giornali nazionali, almeno per il momento. Adesso vediamo le previsioni meteo per la giornata di oggi e poi i primi ospiti della mattinata. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì bel tempo sul nostro territorio, inizialmente il contesto sarà stabile, avremo poi un peggioramento del tempo nella seconda parte della giornata su parte delle regioni centro-settentrionali. Sulla Sicilia invece l'alta pressione dominerà la scena meteorologica. Sole dunque protagonista in un contesto di assoluta stabilità atmosferica con cielo sereno e terso e con temperature massime diurne che localmente toccheranno ancora i 17-18
18 gradi. E dunque nessun cambiamento significativo per la giornata di sabato, contesto ancora anticiclonico su tutta l'isola, ampi spazi assolati con cielo sereno o al più lievemente velato. Solo in tarda serata sarà possibile il passaggio di maggiore nuvolosità, specialmente sul versante ionico. Attenzione ai venti che saranno ovunque in rinforzo, temperature massime diurne in lieve rialzo. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo. Desiree, ma quando cucini tu con me, Desiree? L'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Eccoci, siamo di nuovo insieme, i primi ospiti della mattinata. Buongiorno alla dottoressa Marisa Scavo, buongiorno. Buongiorno. Già procuratore aggiunto del Tribunale di Catania. Poi con noi c'è anche Carmelo Rizzo, che è insegnante della parrocchia Cristo Re. Stamattina parliamo ancora una volta, buongiorno, di quello che è uno dei temi che la cronaca quotidianamente ci offre, purtroppo ahimè, che è quello dei femminicidi, della violenza di genere. E a proposito di femminicidi, c'è un incontro organizzato per sabato, cioè per domani 1° marzo alle 19, ci sarà poi prima una Santa Messa alla chiesa proprio Cristo Re. Però vorrei cominciare con la dottoressa Scavo, che della materia insomma si è occupata tanto, perché nel nostro paese, nonostante siano state introdotte delle leggi, nonostante si sia fatta una stretta in qualche modo, inasprite anche le pene, diciamo che non si avverte una regressione di questi crimini. Qual è il motivo? È solo un problema culturale? Lei ha colto proprio il nodo fondamentale della questione, perché lei parte dalla normativa, e devo dire che abbiamo una buona normativa in Italia, abbastanza completa. L'Italia si è adeguata a tutte le convenzioni internazionali, ha attuato tutti i principi fondamentali della Convenzione di Istanbul. E allora perché, nonostante una normativa più o meno rigorosa in questa materia, continuano ad esserci questi fatti di cronaca che destano veramente momenti di riflessione molto importanti, proprio perché è un problema culturale. Non si riesce nella nostra società a far comprendere che le relazioni affettive devono essere vissute con rispetto, con gentilezza, con amore, e dobbiamo abituare anche le donne a saper riconoscere i primi campanelli di allarme di una relazione malata, perché molto spesso degli atti di prevaricazione, di prepotenza, di sopraffazione vengono considerati come gesti di amore. Sì, ma in realtà mi ama. E dobbiamo coinvolgere in questo discorso del cambiamento culturale tutta la rete istituzionale, quindi le scuole. Noi andiamo molto spesso in giro per le scuole proprio a far comprendere ai ragazzi come si vivono le relazioni affettive. Sono stata tempo fa in una scuola a Giare, dove devo dire i ragazzi erano veramente sensibili a questo argomento, hanno partecipato con molto interesse, e alla fine del mio intervento, della mia conversazione, ho chiesto a un ragazzo, proprio per rompere il ghiaccio, dico: dimmi, se la tua ragazza, dico, ti dovesse lasciare così all'improvviso, nel pieno del rapporto d'amore che vivi, nel pieno dell'intensità, tu come reagiresti? Questo ragazzo non si aspettava questa domanda da parte mia, ha riflettuto un minuto e mi ha detto: guardi dottoressa, certo, all'inizio cercherei di avere un confronto per chiarire, e potrebbe anche essere un confronto piuttosto vivace, piuttosto animato, però poi capirei che i rapporti affettivi devono essere bilaterali, vissuti da entrambi. Quindi io dico sempre ai ragazzi, se uno dice no, è no, fatene una ragione. Guardi, la cronaca ci riporta a Marsala. Nelle ultime ore c'è stato un fermo proprio di un uomo che non accettava la fine del rapporto con la sua ex,
e non potendo raggiungere lei, alla fine ha accoltellato 2 cugini della donna, dove questa donna si era rifugiata, ha cercato rifugio. Quindi Sì, diciamo sì. che è un continuo, la È un cronaca, continuo, la cronaca è davvero... purtroppo, e dobbiamo coinvolgere anche molto gli uomini in queste attività di prevenzione. E in che senso? Cioè, gli uomini vanno coinvolti in questi dibattiti, devono venire fuori le loro testimonianze, e gli uomini non devono provare vergogna se decidono di chiedere aiuto, perché ci sono proprio dei centri di ascolto che ora stanno incominciando a funzionare anche sul nostro territorio, al quale possono rivolgersi proprio per chiedere di essere aiutati ad uscire fuori da questo circuito di violenza. E veniamo adesso alla tavola rotonda, l'incontro che ci sarà sabato, un incontro che diciamo è caldeggiato, questo come altri, anche dal prefetto di Catania, la dottoressa Maria Carmela Librizzi, che ha questo tema, come tanti altri, in primissimo piano. Ci saranno tanti esperti, tante persone che interverranno a questo confronto, perché poi è un confronto vero e proprio, Rizzo. Sì, abbiamo deciso di fare non tanto quindi una conferenza oppure un dibattito tra poche persone, abbiamo deciso di fare appunto un salotto dove discutere di queste cose. Con la dottoressa Librizzi, appunto, che è il motore di questa iniziativa, è stata lei che ci ha spinto a fare qualcosa in più. Abbiamo deciso proprio di intraprendere questo cammino perché, come diceva la dottoressa Scavo, è un cammino di cambiamento culturale. Ancora prima delle azioni che appunto vengono perpetrate nei confronti delle donne, queste azioni morali, che non sono, che sono appunto a discapito delle donne, ma deve esserci un cambiamento culturale. Ancora in troppi contesti, ad esempio, parlare di patriarcato è come dire la normalità, oppure in molti contesti la donna viene pensata come un oggetto, quindi magari appunto sentire quelle frasi tipiche, se l'è meritata, d'accordo, quella punizione, oppure la violenza me l'ha in qualche modo tirata dalle mani. E questi discorsi qui, capisce bene, che sono discorsi magari appunto di ambienti culturali dove questo magari è la normalità. E allora questi incontri sono anche finalizzati, come dire, per parlare, per cambiare qualcosa, cambiare la nostra cultura, perché un po' tutti siamo cresciuti in un ambiente patriarcale. Pensiamo magari al figlio maschio, che era, come dire, quello più desiderato ancora prima di una figlia femmina, e quindi diciamo, questa logica bisogna un po' estirparla, bisogna cambiarla, bisogna mutarla. E allora ecco che questi incontri non sono altro che proprio stare insieme, far vedere da quale parte stare. E abbiamo coinvolto appunto, oltre la dottoressa Scavo, tante belle persone, dei ragazzi. C'è una testimonianza importante. Sì, di Giovanna Zizzo, che proprio ieri mattina l'ho sentita. Sì. Proprio lei è quella che, la frase che dicevo prima, se l'è meritata, proprio proviene da lei. Giovanna Zizzo, appunto, la società, le persone che le sono state magari più vicine del paese, anche alcune diciamo, istituzioni gli hanno rivolto questa frase, proprio perché lei voleva emanciparsi da un ambiente culturale che non le stava bene, che non era vicino più al suo sentire, e quindi questa decisione magari appunto di allontanarsi da quell'ambiente, il marito ha pensato bene di punirla togliendogli quello che era il frutto del loro amore, che erano i figli, e ha ucciso questa bambina, Laura, nel 2014, un evento che ha traumatizzato, perché io sono di San Giovanni a Punta, quindi in prima persona conoscevo la situazione, conoscevo anche alcuni di loro. Quindi è una situazione che tocca e profondo. Ecco, quindi ben venga che ci siano queste tavole rotonde, questi salotti dove incominciamo a parlare e a far sentire la gente magari quello che veramente dovrebbero fare, quello che veramente la società gli chiede. La dottoressa Scavo, chiedo, molte donne ancora oggi hanno paura di denunciare, soltanto l'11% lo fa, e il 40%, nonostante subisca abusi in famiglia, atti di violenza, non parla con nessuno di questi episodi. Ha toccato un punto veramente fondamentale, perché la donna ha questa ritrosia a denunziare.
in primo luogo proprio perché molto spesso manca di emancipazione economica e quindi totalmente dipendente da questo compagno marito violento. Le racconto un episodio che le può sembrare veramente singolare. Quando siamo riusciti a mettere una donna in protezione in una casa rifugio, proprio perché gli atti di violenza erano diventati veramente inquietanti, questa donna dopo qualche settimana è andata via ed è tornata di nuovo alla casa familiare. Perché? Perché era convinta che andando via potesse perdere la casa familiare, e quindi abbiamo cercato di spiegarlo che poi sarebbe stato il giudice civile a stabilire a chi dei due aspettasse la casa familiare, e aveva paura di non avere più la capacità di potersi mantenere lei e i propri figli minori, proprio perché non ha nessuna emancipazione economica, perché una delle peggiori forme di violenza, oltre chiaramente tutte le forme di violenza sono tremende, non solo quella fisica, quella psicologica che è ancora peggio di quella fisica perché non lascia segni ed è la più difficile da provare poi nel corso delle indagini, ma c'è anche la violenza economica, la donna che non ha la possibilità di spendere per sé, alla quale viene consegnato un tot al mattino e poi le viene chiesto il resoconto di quanto ha speso e perché ha speso tutto e perché non è riuscita a contenere le spese familiari. E questo purtroppo è un fenomeno che qui giù da noi è particolarmente sentito, perché il disagio socio-economico che vivono le famiglie è enorme, quindi dobbiamo molto lavorare anche su questo, sull'emancipazione della donna, per darle la possibilità di essere autonome economicamente. Sono pochissime donne ad essere titolari di un conto corrente di un bancomat, nemmeno sanno che cosa sia, e quindi purtroppo è così. Andiamo a chiudere, ho visto che ci sono allora cose... volevo condividere sia con la dottoressa di cui abbiamo parlato e magari... Grazie. È un semplice adesivo in cui magari c'è indicato il numero antiviolenza, il 1522. Lo possiamo fare vedere, non so se la camera riesce a farlo vedere, non so con quale camera, una sulla dottoressa oppure sul professore, vediamo se possiamo stringere con una delle telecamere, così facciamo vedere, c'è il numero antiviolenza. C'è il numero antiviolenza, appunto tutte le opzioni che le donne possono avere nel momento in cui hanno bisogno di aiuto, quindi sia il numero che anche un sito internet dove possono chattare. Ma poi abbiamo cercato di aggiungere qualcosa, abbiamo scritto qui nel volantino che se magari hai bisogno di aiuto puoi anche benissimo venire la domenica a messa, perché comunque la messa domenicale a molte donne è consentito, e lì magari chiedere aiuto, chiedere in maniera privata di confessarsi e lì magari fare il gesto antiviolenza. Lì troverà appunto padre Roberto Catalano, che ringraziamo perché queste iniziative sono anche volute e grazie a lui si possono fare. Questa richiesta di aiuto poi troverà in padre Roberto o in me o in altre persone che sono formate un approdo sicuro, e quindi sapremo come organizzarci e sapremo come contattare magari le istituzioni e come indirizzare la donna nel luogo e nei modi giusti. E quindi volevo aggiungere questo, è un adesivo, quindi vi chiedo magari già anche a voi di tappezzare gli studi, magari una donna vedrà questo numero, leggerà questa frase e magari questa sarà un piccolo goccia nel mare, ma comunque è qualcosa. È importante, anche un messaggino, un semplice messaggino. Un poco e ora magari tappezzerete gli studi televisivi. Grazie. Grazie alla dottoressa Marisa Scavo, ricordiamo già procuratore aggiunto del Tribunale di Catania, grazie anche a Carmelo Rizzo, insegnante alla parrocchia Cristo Re. L'appuntamento è per sabato 1° marzo alle 19, quindi domani. Alle ore 18 c'è la Santa Messa dove ricorderemo tutte le vittime, le più di 120 vittime di femminicidio e di violenza durante la messa, quindi ricorderemo tutte le donne, tutti i loro nomi saranno ricordate durante una messa solenne presieduta da padre Roberto Catalano. Grazie e in bocca al lupo per il lavoro che fate per aiutare tutte le donne che, ahimè, sono tante, troppe, sono ancora vittime di violenza. Ci fermiamo pochissimo, parleremo d'altro alla ripresa di Buongiorno Sicilia.
Eccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Stavolta parliamo di social, parliamo dell'approccio che i più giovani possono avere con gli strumenti, con i device dove scaricano poi una serie di diciamo app, e tra queste ci sono quelle legate ai social. Lo facciamo con un esperto, buongiorno, che è Marco Raitano, social media manager, e stamattina in particolare parliamo di quelle che sono alcune regole introdotte in particolare da Instagram. Sì, Instagram di recente ha annunciato, in realtà l'aveva fatto nel 2024, questa funzionalità a cui è stato dato il nome di account per teenager. In realtà era l'ora, se dobbiamo dirla tutta, perché i teenager non utilizzano Instagram da oggi, dal 2025, ma comunque è da anni che lo utilizzano. Fra le altre cose, proprio negli ultimi 3 anni Instagram ha avuto un boom, una sorta di esplosione vera e propria. Assolutamente sì. E come funziona adesso questa funzionalità? L'utente teenager è quello considerato tra i 13 e i 17 anni. Attenzione però, è chiaro che quando mettiamo il telefonino in mano a un ragazzino, in teoria la supervisione non dovrebbe mancare mai, perché altrimenti ci si può registrare con un utente. Assolutamente, un bambino potrebbe mentire tranquillamente sull'età, e piccolo spoiler, l'avrei detto dopo, ma ancora Meta non ha gli strumenti per trovare esattamente i teenager che stanno mentendo sull'età. Allora, andiamo con ordine e proseguiamo. Che cosa prevede? Questa è una sorta di codice di autoregolamentazione, mettiamola così? Sì, però il teenager può continuare a usare normalmente l'app di Instagram, ma sotto la supervisione di un adulto. Quindi così come si invia una richiesta di amicizia ad un altro account, si manda una richiesta verso un altro utente che deve accettarla per diventare il tutore, il supervisionatore di questo account per teenager, e può limitare... Una sorta di garante, diciamo così? Sì, un garante, il genitore tutore, insomma il ruolo di questa persona è quella di proteggere in qualche modo l'utente teenager, che già di base avrà un account privato, quindi non pubblico, non tutti potranno vedere i contenuti pubblicati dal teenager, ma il tutore cosa può fare? Ha pieno controllo su questo account, può impostare ad esempio un timer per l'utilizzo dell'app. Ma il tutore lo fa dal suo device? Assolutamente sì. E quindi diciamo entra in interazione con l'altro? Certamente, può modificare alcune impostazioni, ad esempio... Faccio un esempio così che mi viene in mente: se siamo sotto il periodo delle interrogazioni, c'è il compito in classe, il genitore potrebbe anche sospendere l'uso di Instagram nei giorni precedenti. Questa è una cosa che ancora nelle altre app non c'è. Però devo dire, interessante. Da questo punto di vista, devo dire che Instagram sta facendo dei notevoli passi in avanti per garantire la sicurezza della navigazione all'interno di questa piattaforma. Assolutamente sì, e alla fine il teenager, diciamo tutto, insomma, il teenager potrà non vedere i contenuti reputati più sensibili, ma qua poi c'è tutta un'altra domanda, potremmo anche parlare per ore di quale sia il contenuto sensibile. È chiaro che se vediamo incontri di box, quindi parliamo di sport, non di risse da strada, perché c'è un limite importante, ma la butto lì, quelli che fanno le challenge food, che si abbuffano di cibo a livello agonistico, io mi chiedo ad esempio che tipo di educazione, che tipo di messaggio può dare a un teenager. Quindi quello che chiedo io, indubbiamente la riflessione che faccio intanto, indubbiamente è uno strumento importante, importantissimo, che mancava, e che tutti gli altri social dovrebbero in qualche modo attivare e seguire. Immagino che una volta c'è stato l'apripista, anche gli altri si accoderanno, perché in qualche modo rischiano poi di perdere possibili utenti, anche se giovanissimi, che abbiamo detto vanno da una fascia dai 13 ai 17 anni, quindi poco prima di diventare maggiore. Fino a 18 anni meno un giorno si resta in questa fascia di tutoraggio. Esatto, al compimento dei 18 anni la supervisione viene automaticamente tolta, quindi dice bene, Meta ha già annunciato che queste novità poi verranno lanciate anche su altri prodotti della compagnia Meta. Vedremo cosa faranno gli altri social media, che comunque hanno già più o meno dei controlli, dei metodi per controllare più o meno rigorosi. Io le dico, ma Meta introduce queste novità, ma i giovanissimi, sotto i 13? I ragazzi, parliamo di questa fascia tra i 13 e i 17 anni. Abbiamo indicazioni su come stanno reagendo?
Questa è una bellissima domanda, perché 3-4 anni fa, io faccio poi qua sempre un paragone con le vecchie aziende del tabacco, che sapevano esattamente quali fossero i danni del fumo, ma li ignoravano, continuavano a sviluppare nuovi prodotti per trattenere le persone. E sostanzialmente Meta ha fatto un po' lo stesso, perché ha fatto degli studi interni, psicologi che hanno analizzato l'effetto dei social sui giovanissimi. È uscito fuori che 1 su 3 è depresso per causa dei social, perché la continua esposizione a corpi perfetti, a vite perfette, a ricchezze, lusso, non fa altro che far paragonare costantemente il giovane a queste figure idealizzate, perché poi parliamoci chiaro, le foto che girano su Instagram sono tutte modificate, i video mostrano sempre la parte bella, non il brutto. Ma in realtà sui social, comunque sulla rete, si vede una vita che non è quella reale. Esattamente, e questo ha creato chiaramente anche un po' di imbarazzi ad Instagram, perché era esattamente al corrente dell'effetto che aveva sui social, ma Zuckerberg, quando fu intervistato al Senato, ebbe anche il coraggio di dire che però per alcuni c'era anche un effetto positivo, che assolutamente, come tutti gli strumenti, dipende sempre e come questi vengono utilizzati. A proposito di utilizzo e di garanzie, sappiamo che tutto quello che è sulla rete è suscettibile di violazione, nel senso che non c'è un sito, stamattina ci sono stati nuovi attacchi da parte di questi gruppi di hacker russi a siti istituzionali italiani, nel mirino oggi c'era anche il Quirinale, quindi diciamo che la rete non è un ambiente sicuro. Come si fa a garantire, come fa Meta a poter garantire? Certo, tutela in qualche modo è un primo passo di tutela nei confronti dei minori, però la certezza di questa non violazione non esiste. No, non esiste del tutto. Meta ha dichiarato che comunque svilupperà degli strumenti per verificare l'età degli utenti qualora questi dovessero mentire, perché comunque i prodotti Meta sono diversi, quindi un utente potrebbe avere WhatsApp, Facebook, Instagram, e qualora mancassero le coincidenze, ad esempio con l'età, sicuramente avrebbe modo di intervenire. A proposito sempre di Meta, e con questo chiudiamo l'incontro di oggi, c'è stato un errore nei giorni scorsi, perché all'improvviso sono apparsi tanti video, diciamo, di contenuti molto violenti nei feed di Instagram di molti utenti. Sì, ahimè, questo non capita soltanto su Meta, capita anche spesso su TikTok con contenuti addirittura pornografici. Abbiamo già detto che la sicurezza sulla rete non può esistere, non esiste un sistema che ti garantisca di non essere violato. Ahimè ci sono dei meccanismi. Per quanto possa essere, diciamo, sì, per quanto possa essere sicuro, perché lavorano super ingegneri, staff, certo, team enormi di persone, quindi chiaramente trovare la falla nella sicurezza vuol dire che c'è qualcuno che si sta impegnando per fare un danno, per creare un caso, che poi lo facciano per un motivo politico, goliardico, qua non lo so, alzo le mani, però è vero, non siamo mai al sicuro al 100%, spetta all'utente sensibilizzarsi e comunque ricevere o andare a cercare un po' di educazione digitale, che male non fa. L'educazione digitale sarebbe importantissima, dovrebbe essere introdotta nelle scuole. Questo è un tema, diciamo, ampio, molto ampio, su cui potremmo discutere e dobbiamo discutere, perché dal Ministero dovrebbero fare una riflessione. Bisognerebbe prendere un'iniziativa dall'alto. Importante da questo punto di vista. Grazie a Marco Raitano, social media manager, che ci ha raccontato in un tempo molto ristretto quelle che sono le novità di Instagram, che sono certamente una rivoluzione per il mondo dei social, per garantire la sicurezza ai minori di età, quelli che vanno dai 13 ai 17 anni, quelli che sono sotto questa fascia? Non possono utilizzare i social, ma possono mentire. Benissimo. Grazie per essere stato con noi. Fra poco parliamo di musica a Buongiorno Sicilia. Restate insieme a noi. Tornati insieme, abbiamo detto di parlare di musica. Adesso do il benvenuto stamattina a Giovanni Scuderi. Buongiorno Giovanni. Buongiorno. E anche a Marcello Torresi. Buongiorno. Allora, Giovanni è cantante. Sì. Marcello fa il musicista, fa il pianista. Ma non fa solo quello. Attenzione. Nel senso, voglio dire che si dà da fare. Stamattina parliamo di una nuova band, di una nuova realtà musicale sulla scena catanese. Perché mi dite, io leggo tra le note, perché stamattina leggo, la classe dirigente.
Da cosa nasce questa La classe dirigente? Ma La classe dirigente è un titolo sarcastico quasi, no? È un organigramma che sta sopra le parti, che sta, diciamo, sopra la politica, sopra le istituzioni. Noi vogliamo quasi rappresentare un osservatorio, vogliamo raccontare attraverso le nostre canzoni quasi in maniera verista, no? Senza un giudizio personale, tutto quello che succede all'interno dei rapporti, delle sensazioni, dei sentimenti, e quindi attraverso le nostre canzoni cerchiamo di raccontare quello che abbiamo attorno, ecco, però in maniera veramente distaccata. Quindi abbiamo un punto di osservazione dall'alto, diciamo esatto, così. Abbiamo immaginato proprio una classe dirigente che sia che non abbia scopo di giudicare, ma semplicemente di raccontare, osservare, sì, in maniera distaccata, però con un nostro anche... Ma Marcello è arrivato da poco. Marcello è arrivato da poco. Si unisce alla band da poco tempo, lui è il musicista, diciamo così, no? Quello che compone le musiche? Sì, siamo un po' tutti che abbiamo idea di comporre, sì, assolutamente. Lo scrittore pazzo è lui, e devo dire geniale. Allora, però, quello che adesso mi viene in mente, leggendo sempre queste note che sono state preparate, voi avete avuto accanto uno dei musicisti che ha partecipato a quella che è stata la rivoluzione musicale catanese in Italia, perché i De Novo appartengono a un momento storico della musica italiana. L'album Venuti dalle Madonie a cercar carbone, e ha messo insieme tutti praticamente i leader, perché erano dei veri leader di quella band, hanno contribuito e hanno dato tanto, una collaborazione stretta con Franco Battiato che ancora diciamo, si sente nei testi dei De Novo, i vecchi testi dei De Novo certamente, ma anche le influenze, questo chiaramente. Ma Carbone ha influito tantissimo, immagino, sulla quella che è il vostro orientamento. Forse magari Marcello è arrivato dopo, non ha partecipato a questa fase. Tu che cosa mi dici? Poi con Marcello parliamo di quello che è la nuova fase. Esatto. Tony Carbone, un grandissimo musicista. Non è più con noi, è una grande perdita per la musica. Sì, esatto. Tra l'altro in maniera improvvisa, quindi era il nostro produttore, abbiamo iniziato il disco, questo nuovo disco con lui. Per noi è stato un factotum anche della produzione, perché ci ha insegnato tanto e noi veramente pendevamo dalle sue labbra, diciamo così, perché è un artista che ha fatto veramente la storia della musica, non solo a Catania, perché di nuovo rappresentano diciamo, veramente una via per tutti noi musicisti, e lui era, diciamo, un perno. Quindi l'improvvisa scomparsa purtroppo ci ha portato a rivoluzionare un pochino anche le idee di partenza. Diciamo che la band che era nata nel 2004 si è trasformata. Si è trasformata, e lui ha avuto questa nostra prima produzione, ha avuto un suo occhio, un suo orecchio attento. Poi ovviamente la vita va così, abbiamo avuto dei cambiamenti, dei stravolgimenti, e abbiamo poi chiamato altri produttori che insomma in qualche modo hanno portato a compimento poi questo disco, che vedrà l'uscita adesso a marzo. Ecco. Allora ne parliamo con Marcello, perché questa è una fase, non voglio dire della maturazione, perché è una trasformazione che c'è stata, una evoluzione di quello che era il progetto originario. Qual è la vostra mission in questo momento? Allora, intanto devo dire che rispetto ai vecchi album, questo nuovo è nuovo in tutti i sensi, è più fresco e più forse vicino all'ascolto della gente di oggi. Quelli vecchi erano più ricercati, erano molto belli, questo forse diventa anche un po' più orecchiabile, rimane più in testa alle persone. E grande merito a lui, perché veramente riesce da concetti anche semplici a
a ideare testi ad una velocità incredibibile, si mette lì, ci dice Stiamo ragazzi... vedendo e sentendo anche qualcosa nel frattempo. Sì, questa è la prima uscita di questo nuovo. Si scrive la musica sul pentagramma, si mette la chiave di violino e poi dopo si incomincia a dare un po' di armonia. Che per chi ha studiato musica e ha dato tanto nel nostro panorama, voglio dire, è anche giusto. Vabbè, oggi si fa tutto con i campionatori, insomma la musica è tutta elettronica. E noi siamo contenti il testo di suonare è risicato. dal vivo, senza nessun sequenza, tutto assolutamente dal vivo. Vabbè, insomma in qualche modo sembra un'operazione nostalgica, però è un'operazione che in qualche modo ci fa riappacificare con la musica. Un po' quello che ha fatto, permettetemi di dirlo, quest'anno Carlo Conti nel Festival di Sanremo. C'è stata una riscoperta, a riportare in primo piano la musica anche suonata, la musica cantata, che non voglio dire adesso che il festival fatto da Amadeus non era, quello era più, mirava a catturare l'attenzione dei più giovani. Quest'anno probabilmente la platea è stata un po' più vasta. Cosa devo dire? Che cosa mi raccontate per il futuro? Perché abbiamo 1 minuto e mezzo. Cosa state preparando? Chi è che me lo dice? Fondamentalmente stiamo preparando, diciamo, anche dal punto di vista live, quindi presenteremo il nostro disco. Ci sarà l'uscita del nostro disco in tutte le piattaforme digitali e poi anche su supporto fisico, ecco la classe dirigente. A marzo ci sarà proprio l'uscita, si può, a questo punto facciamo anche una pubblicità, acquistare il disco attraverso la nostra etichetta vrec.it e insomma vi aspettiamo ai nostri concerti perché sarà lì che anche venderemo il disco e insomma vi faremo ascoltare poi con molta passione quello che facciamo e penso sia la cosa più bella per un musicista. Allora, in bocca al lupo. Crepi. E magari ci rivediamo. Con immenso piacere. Potrebbe essere interessante, sicuramente. Ci dobbiamo fermare, sono le pillole di Almanacco e poi torneremo di nuovo insieme per parlare d'altro. Il fine settimana cercheremo di capire le stelle che cosa ci riservano per questo weekend. Lo faremo con Marco Amato. Oggi 28 febbraio è la giornata internazionale delle malattie rare. Il 2024 è stato un anno bisestile, la giornata è stata celebrata il 29 febbraio, mentre negli anni non bisestili la scelta ricade sul giorno 28. Una malattia viene definita rara quando colpisce meno di 2 persone ogni 10.000, ma tra le migliaia di patologie che sono state conosciute, ad oggi solo per 450 sono state individuate terapie farmacologiche. Sono necessari più investimenti nella ricerca scientifica, che rappresenta una speranza per le persone affette da malattie rare. È solo grazie alla ricerca e all'accessibilità alle cure che si può rivolgere lo sguardo al futuro, con un miglioramento della qualità della vita. Dalla robustezza eccezionale alla straordinaria leggerezza, le proprietà di alcuni materiali che usiamo sono davvero strabilianti. Alcuni materiali, naturali o artificiali, offrono alternative in grado di rendere più facile e sicura la nostra vita. Per esempio, si può far crescere nuovo osso con impianti di schiuma di metallo incorporati nell'organismo, o ancora esiste una plastica autorigenerante che contiene capsule che, se danneggiate, scoppiano, facendo reagire il liquido interno che si solidifica e ripara i buchi. Eccoci puntuali come ogni mattina, è il momento dell'oroscopo e vedo io, adesso lo vedrete anche voi, Marco Amato sui vostri teleschermi ci dà qualche indicazione con la sua tazzina di caffè. Oggi tutta unica tinta, c'è un turchese, un colore turchese che è legato in qualche modo a quello che sarà il fine settimana astrale, immagino, no? Sì, perché per la precisione, caro Angelo, buongiorno a te, buongiorno Sicilia, è un verde acqua.
Per cui oggi celebriamo un aspetto zodiacale molto importante, che è quello della formazione della luna nuova. Per luna nuova cosa intendiamo? È quando la luna doppia la posizione del sole, il sole chiaramente i pesci, per cui la luna viene oscurata. Questo bug della luna nel suo percorso cosa significa? La luna rinasce e quindi ci sono nuove prospettive per lo zodiaco. Chiaramente quando la luna rinasce con i dettami filosofici del piano celeste, ovvero del segno zodiacale in cui è, sul piano terrestre si guarda in che casa cade il segno zodiacale in cui si forma la luna. Ebbene, nel mondo dei pesci, segno dello spirito di sacrificio, dell'empatia, delle arti e della musica. I pesci è il 12° segno zodiacale, per cui racchiude in sé tutto il percorso karmico fatto dalla ruota zodiacale, il che significa che c'è una nuova sensazione di empatia, di spiritualità e di legami con l'arte. Ma in pesci non alberga solo il Sole e la Luna oggi, ma anche Saturno e Mercurio e anche Nettuno che sta per uscire, il che significa che questa luna nuova porterà sì un'attenzione ai sentimenti, ma anche una forte lucidità cognitiva, ovvero tra sogno e realtà i 12 come se la caveranno. Ariete, questo weekend vi servirà per capire se realmente i sentimenti che provate poggiano su una base di investimento sicura o meno. Toro, chi più di voi ha l'importanza di capire quanto i desideri e i sogni si possono avverare? La risposta è finalmente sì, perché il Toro, come promesso, vivrà un momento di ripresa importantissimo. Quindi questo weekend potete pianificare gemelli. Questa è una formazione di quadratura, per cui tra ciò che provate e la maniera in cui comunicate dovrete aggiustare forse qualcosina, perché non è ancora coerente. Cancro, è il vostro pianeta, è la Luna che oggi si fa nuova, e quindi questa rinascita per voi cosa significa? Rinunciare a qualcosa pur di salvare tutto ciò che amate, quindi il Cancro farà questo. Leone, una formazione della Luna un po' distante in gradi da voi, per cui se fidarvi o meno o inseguire un progetto o meno sarà il dilemma di questo fine settimana. Parlatene con il partner. Vergine, per voi è in opposizione, per cui dovrete razionalizzare un po' meglio sul bisogno sentimentale che avete. Quando la Luna è in opposizione, in qualunque caso vi indica sempre il sentimento che vi manca. Bilancia, la giornata oggi anche per voi è abbastanza distante in gradi, questa frequenza della Luna che oggi abbraccia tutto lo zodiaco, per cui è probabile che sentirete un po' di nostalgia, bisogno di tornare a casa, chi parte, chi arriva. Scorpione, bellissimo, è di trigono questa luna nuova, vi aiuterà moltissimo nell'amore e nella passione, finalmente sì, potete investire in qualcosa di solido. Sagittario, interessantissimo per voi l'arte questa volta di saper rinunciare e di saper andare piano, voi che siete sempre così irrequieti e iperattivi, oggi capirete che forse per amore di qualcuno è il caso di rallentare. Capricorno, ottimo per voi perché diventa di nuovo intuitiva e comunicativa la luna e potete finalmente essere carismatici con i vostri discorsi e convincere pure qualcuno a seguirvi in una direzione importante. Attenzione però a non fare affari complicati, per ora non è il momento. Acquario, per voi è tutto davanti agli occhi proprio perché nel segno dopo di voi, quindi la visione delle cose è chiara tra sentimenti e ragione e siete comunque molto fieri delle scelte che avete financo portato a termine. Pesci, protagonisti dello zodiaco per oggi, quindi cari pesci, tra sentimento e abilità comunicativa e lavorativo, oggi sarà una splendida giornata ma che prosegue per tutto il weekend, quindi se volete progettare un'idea o farvi venire una passione nuova per qualcosa, le stelle vi sorridono e vi augurano un buon weekend. E detto questo, auguro buon weekend a te Angela, a tutto lo staff di Antenna Sicilia e buongiorno Sicilia. Grazie Marco, ci ritroviamo lunedì. Intanto adesso vediamo quali sono gli appuntamenti più importanti e significativi del fine settimana.